L'altipiano della Gherdenaccia all'interno del Parco Naturale delle Puez-Odle, dal rifugio Gherdenaccia al rifugio Puez, per rientrare poi in un bellissimo anello. Andiamo! Alla scoperta del Gherdenaccia, questo meraviglioso altipiano roccioso all'interno del Parco Naturale delle Puez-Odle. Si parte direttamente dal centro abitato di La Villa in Alta Badia, utilizzando quel tratto di seggiovia che poi in 50 minuti porta qui direttamente al rifugio. Una piccola pausa, un piccolo caffè, per poi intraprendere questo meraviglioso viaggio all'interno di questo altrettanto meraviglioso, selvaggio e roccioso altipiano. E lascio così il rifugio. Ora proseguo seguendo le indicazioni principali del sentiero numero 5 per risalire un po' verso i versanti maggiori e dove trovare la prima e forse l'unica deviazione per poi entrare direttamente nell'altipiano. Poi una deviazione che si divide in due numerazioni di sentiero, in questo caso tra un po' il numero 15, che sarà quello di andata, definiamolo così, per questa camminata, per questa escursione, e poi il numero 11 invece, che rientra nuovamente al rifugio che ora mi lascio alle spalle, per andare così a completare questo meraviglioso anello. Ed ora un piccolo fuori programma, perché se quello che era il sentiero numero 15, il sentiero di andata per formare così questo anello e chiudere col sentiero numero 11, per una mia semplice e banale distrazione mi trovo ora al sentiero numero 11, che sarebbe stato il sentiero di rientro. In questo caso non cambia assolutamente nulla, quindi non l'anello in senso orario, ma in questo caso in senso antiorario. Non cambiano né dislivelli né tempistiche, tutto rimane tale. È solo da dire che da parte mia c'è stata una piccola svista che non cambia i programmi, ma comunque sia una piccola svista.
come spesso accade, ovviamente, man mano che si sale in quota, ma soprattutto man mano che i boschi lasciano così spazio all'immensità, ai panorami, all'infinito quasi, i panorami stessi che si aprono agli occhi sono qualcosa di meraviglioso, soprattutto da questo versante dell'Alta Badia, e qua sopra di me queste vette, questo ambiente così straordinario, così incredibile, così solitario, così immerso in questo silenzio altrettanto straordinario. E devo far notare un po' di confusione, onestamente, perché se io faccio come riferimento la mappa tabacco, indipendentemente che questo anello si svolga in senso orario o antiorario, dopo 10 minuti dal rifugio c'è la biforcazione che divide il sentiero 15 col sentiero 11. Io, come ho spiegato prima, involontariamente mi sono trovato nel sentiero 11, che, ripeto, non cambia assolutamente nulla se non il fatto di farlo in senso antiorario e non in senso orario come prestabilito inizialmente da me. Solo che però in certi tratti, come vi ho fatto vedere ora, sulla roccia sono segnati i due segnavia, sia l'11 che il 15, mentre nella stragrande maggioranza, dal momento in cui io mi sono accorto di essere sul sentiero 11, la numerazione presente sulla roccia è unicamente 11, quindi io adesso sono, non dico in confusione, però se io guardo la mappa tabacco, il sentiero 11 e 15 si distaccano di molto l'uno dall'altro, invece qui in certi frangenti li trovo nuovamente segnati in un unico cammino, in un'unica via di sentiero. Questo non lo so, adesso sicuramente man mano che vado avanti cercherò di capire questa anomalia, definiamola così, che comunque, ripeto, non cambia assolutamente niente, perché la via di cammino per l'intero altopiano, che poi arriva più lontano al rifugio Puez, rimane sempre questa. E quindi, come da programma prestabilito ancora all'inizio, arrivato quindi a questo punto, proseguo sulla sinistra seguendo il sentiero numero 15, che mi dà come indicazioni rifugio Puez, a circa 1 oretta e 30 di cammino da questo punto geografico dove mi trovo ora di sentiero. E che dire, è come avere l'intera Alta Badia in un unico punto panoramico, perché ovviamente la vista che si apre da questo punto non si ferma solo in Alta Badia, ma a nord si allarga verso San Vigilio, verso Marebbe, verso il Plan de Corones. Meraviglioso. Ed ora, un po' alla volta, arrivato a questo punto, si entra sempre maggiormente all'interno del cuore meraviglioso e selvaggio del Gherdenaccia.
e ancora un 15 minuti all'incirca di cammino per raggiungere un nuovo punto di riferimento. Sto parlando di Forcella de Gherdenaccia. Ora la vedo un po' lontana da me, ma è questione di un quarto d'ora, 20 minuti, e poi da lì iniziare una piacevole dislivello, che ovviamente è favorevole a una leggera discesa, però ovviamente è tutto da vedere dalla Forcella stessa, perché è la mia prima volta qua su, quindi stando alla mappatura tabacco il dislivello va a scendere direttamente in direzione del rifugio stesso. Ed ora, fino al raggiungimento della Forcella, un cammino molto tranquillo, molto semplice all'interno di questo bellissimo sentiero roccioso. È una meraviglia, è qualcosa di veramente piacevole, perché proprio dopo quel piccolo sforzo, quell'impegno che è stato giustamente richiesto dal rifugio Gherdenaccia ad arrivare fin quassù, adesso un cammino molto più agevole, molto più tranquillo, che ovviamente fa bene qui e anche qua. E sono poco più di 2500 metri l'altitudine di Forcella Gherdenaccia, e da qui ovviamente si apre una vista, un panorama completamente nuovo. Si guarda già verso la Val Gardena, ma soprattutto si guarda verso il meraviglioso massiccio del gruppo del Sella. Ed ora riprendo il cammino, quindi adesso è tutta una fase in leggera discesa, arrivato una volta qui in Forcella. Le tabelle alla Forcella stessa danno per l'Utia de Puez, il rifugio Puez, una quarantina di minuti, sempre sul sentiero numero 15. Ora cambiano anche le prospettive di paesaggio, come avete potuto vedere, e ovviamente cambia anche un po' la tipologia del sentiero, quindi da quello che è stato per gran parte il sentiero roccioso fino alla Forcella stessa, ora diventa una bellissima passeggiata all'interno di questi grandi distese prative e roccia, un grande altipiano meraviglioso, e quindi una piacevole discesa, dai, un piacevole cammino. Mamma mia ragazzi, è un qualcosa di straordinario, è meraviglioso, un'espansione panoramica che sembra non avere confini. Le Puez-Odle, quest'altipiano del Gherdenaccia, è un qualcosa di stratosferico, è vita, caspita, è vita.
Ed ora, com'è naturale che sia, da un punto di vista fisiologico, la fame si fa sentire dopo questa lunga e bellissima traversata, e ovviamente il rifugio Puez ora, per soddisfare il mio appetito, per soddisfare le mie budella, il rifugio Puez ora diventa un desiderio sempre più grande, un passo dopo l'altro, ovviamente guardando dove non solo si mette i piedi, ma anche verso ciò che si lascia un po' alle spalle. Ormai una ventina di minuti per il rifugio Puez, da quella che era praticamente la facciata dell'Alta Badia lungo questo cammino del Gherdenaccia, ora si cambia completamente valle, dall'Alta Badia stessa alla Val Gardena. Ma questo del rifugio Puez e della Val Gardena stessa è un film già visto poco più di un mese fa, quando all'interno del mio canale YouTube vi ho presentato appunto questa escursione al rifugio Puez, solo partendo dal centro abitato di Colfosco, quindi una camminata sicuramente molto più corta, molto più agevole. Per cui, per quanto riguarda il rifugio Puez stesso, vi rimando alla cronologia 2025 dei miei video già pubblicati, ma in questo caso il rifugio Puez diviene il mio punto di sosta, il mio punto di metà giornata, il giro di boa, come si suol dire, prima di intraprendere il sentiero numero 11 per rientrare così Ed ora lascio il rifugio Puez, Lutia de Puez. Ora andiamo a completare questo anello, questo bellissimo giro all'interno del Gherdenaccia, cambiando in senso orario, quindi nel senso che avevo già prestabilito all'inizio, cambiando numerazione di sentiero. Sentiero numero 1, che poi successivamente si collegherà con quel famoso sentiero numero 11 che in mattinata mi ha creato un po' di confusione, però è solamente questione di ragionarci su un attimo e di porre un po' di attenzione, ma vi posso assicurare che non c'è nessun pericolo di perdersi, anzi abbiamo solamente queste tre numerazioni dal rifugio Gherdenaccia, che è il sentiero numero 15, rifugio Puez, sentiero numero 1, e poi a un bivio che troverò più in quota, il sentiero numero 11, per rientrare così al rifugio Gherdenaccia. E il Gherdenaccia non può essere
che è così straordinario da offrire ora in questa seconda parte, dei punti di vista, non so se identificarli, dei veri e propri miracoli della natura, perché quassù lo spazio si apre su una dimensione completamente infinita, dove la mancanza, in questo caso fortunatamente, di boschi, di alberi e così via, rende magia a questo territorio così selvaggio, a questo altipiano così arido, di una roccia arida, franosa, di questi tappeti d'erba che per gli animali selvatici che vivono quassù sicuramente sono per loro il miglior sostentamento. E ci sono dei spunti panoramici che lasciano veramente attoniti, come l'anima mia dice in questo momento. Basti pensare al versante più a nord di questo passaggio, che guarda verso a Longjarù, la Val de Longjarù, e non può che spiccare la bellezza del Sas de Putia in primo piano. E come spesso capita quando mi trovo a queste quote così elevate, ma soprattutto quando ho orizzonti che sembrano veramente infiniti, ecco che si apre un mondo, una carta geografica naturale e vera di tutto ciò che mi sta attorno, perché comincio con la Val di Fassa per quanto riguarda il Sassolungo, poi abbiamo il Sella, la Marmolada, il Civetta, il Pelmo, il Laverau, il Nuvolau, la Tofana di Rozes, il Col di Lana, il Lagazzuoi, il Grande Lagazzuoi e chi più ne ha e più ne metta. E all'altezza, alla base del Ciampani o Ciampani, perdonatemi gli accenti come sempre, si arriva al cambio di sentiero, quello finale. Lascio quindi all'altezza di questa cartellonistica, di queste tabelle del CAI, il sentiero numero 1, tengo la mia destra, inizia la lunga discesa sul sentiero numero 11 che dà proprio come indicazione il rifugio Gherdenaccia e anche la località della Villa.
ed è un anello che da un versante all'altro è sempre una scoperta, perché se questa mattina il sentiero 15 mi teneva abbastanza nascosto soprattutto dalla mole del Saslong, ora il sentiero inizialmente 1 e adesso il sentiero 11 per rientrare in direzione del nostro punto di partenza ovviamente si apre su punti panoramici che vanno verso le Dolomiti Agordine, le Dolomiti Ampezzane, la Val di Zoldo, la Val Fiorentina. È qualcosa di meraviglioso. E indipendentemente che sia l'unico sentiero che taglia proprio a metà questo tratto del Gherdenacia, non mancano comunque le tabelle indicative bianche e rosse, per cui che siano solo bianche e rosse o bianche e rosse enumerate col sentiero 11 non potete assolutamente sbagliarvi, andate giù piacevolmente o intanto fermatevi ad ammirare il panorama delle vette che vi ho segnalato poco fa, perché ne vale veramente la pena. E quello che è il contatto che si ha con questa roccia selvaggia, con questa roccia straordinaria, e veramente in questo tratto di rientro di questa giornata, di questa escursione è qualcosa di meraviglioso, ragazzi, è proprio energia, si sente quasi percepire l'energia di questa meravigliosa roccia bianca, la classica roccia di Dolomia, i Monti Pallidi. Ma potrei dire tante di quelle cose che potrei tenervi qua fino a mezzanotte, forse, non lo so, dipende da che ora vi guardate questo video, ma la bellezza e l'entusiasmo è veramente forte. Ed è una bellissima escursione, una bellissima giornata, decisamente lunga. Dovete considerare che alla partenza della seggiovia a monte della seggiovia della Villa fino a raggiungere il rifugio Puez sono dalle 3 ore e 30 a 4 ore di camminata. Invece per quanto riguarda il rientro siamo circa sulle 2 orette e mezza, 2 orette e 3 quarti, mettiamoci pure anche 3 ore se vogliamo un attimino prendercela comoda con delle giuste e meritate pause, perché il rientro, quindi la seconda parte di questo cammino, si apre, come avete potuto vedere, su dei panorami straordinari che meritano sicuramente il tempo dovuto per essere ammirati. Dislivello complessivo, allora, se tengo in considerazione l'arrivo a monte della funivia della Villa, poco più di 1700 metri,
è il punto più alto dell'intera escursione, i 2650 metri del Ciampani o Ciampani, io credo Ciampani, proprio nel punto dove si trova quel cambio di sentiero che dal numero 1 scende poi in direzione del numero 11, che è quello che sto facendo ora. Sono qualcosa come 900 metri di dislivello, quindi il punto più basso con il punto più alto dell'intera giornata. E guardando dove metto i piedi mentre parlo camminando, c'è da dire che è un anello straordinario. È un anello da percorrere in senso orario, tenendo quindi come riferimento il sentiero numero 15, arrivare così al rifugio Puez e poi risalire sul sentiero numero 1 e poi scendere sul sentiero numero 11 e tornare così nuovamente in direzione del rifugio Gardenaccia. Bellissime panoramiche, come avete potuto vedere, che si spaziano dall'Alta Badia, dalle Dolomiti Agordine, il Pelmo, dove la Val Fiorentina e la Val di Zoldo sono lì, ok? Lo sappiamo che sono lì, e poi questa magnifica visione che guarda verso un versante delle Dolomiti Ampezzane e ovviamente un grande abbraccio verso l'Alta Badia.